I compagni di classe di Lorenzo Parelli sono rientrati al Bearzi a conclusione dello stage costato la vita al giovane. Continuano serrate le indagini sull'infortunio. Il prefetto di Udine annuncia presto un tavolo sulla sicurezza. Hanno preso il via oggi le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, giornata interlocutoria in attesa che i leader dei partiti trovino un'intesa, con un ruolo anche dei big del Friuli Venezia Giulia. Insegnavano a scuola con un Green Pass falso fornito da un farmacista compiacente, denunciati 3 insegnanti della provincia di Udine e lo stesso farmacista. Un padre di 54 anni è stato condannato dal Tribunale di Udine per abbandono di minore. Aveva lasciato la figlia undicenne a casa da sola per andare al bar. Dovrà anche risarcire la bambina per 1.500 euro. Il Comitato regionale ha deciso le date della ripartenza del calcio dilettanti, recuperi a partire da domenica 30 gennaio, il 6 febbraio riparte l'eccellenza, il 20 tutti gli altri campionati. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Lorenzo Parelli avrebbe dovuto rientrare in classe oggi a conclusione dello stage formativo in azienda, lo stesso stage dove però purtroppo ha drammaticamente perso la vita. In classe al Bearzi di Udine c'erano i suoi compagni, è stata una giornata dura per loro e anche per gli insegnanti. Si sono raccolti in preghiera e hanno osservato un minuto di silenzio contemporaneamente a tutti gli studenti degli istituti di formazione professionale italiani. All'Istituto Bearzi di Udine sono rientrati oggi a scuola per continuare il percorso di formazione a conclusione dello stage i compagni di classe di Lorenzo Parelli. Prima dell'inizio delle lezioni hanno dedicato le loro preghiere mattutine a Lorenzo e osservato un minuto di silenzio in contemporanea a tutti gli istituti di formazione professionale nazionali. Nulla trapela dal Bearzi, che si è chiuso nell'immenso dolore per questa tragedia. È chiaro che, nonostante il silenzio in cui è piombato, l'istituto si è alle prese con un compito molto difficile. Educatori e docenti devono aiutare i giovani a superare questo momento con la consapevolezza che la vita è fatta purtroppo anche di situazioni drammatiche. E la difficoltà sta nel cogliere il senso della vita nonostante tutto. Sono complessivamente 1.200 le famiglie, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, alle quali pensare per fare in modo che la scuola frequentata dai loro ragazzi continui a essere l'ambiente sereno e sicuro al quale sono abituati. Anche gli insegnanti rientrati oggi in aula hanno bisogno di grande attenzione e sostegno. Sono tutti molto motivati, vogliono il bene dei giovani, ma si sentono bersagliati. E continuano intanto serrate le indagini sulla morte del 18enne di Castions di Strada. Non è ancora stata definita la data dell'autopsia. Proseguono a ritmo serrato le indagini sulla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne di Castions di Strada, studente al Bearzi di Udine, ucciso venerdì da una putrella nell'ultimo giorno di stage in alternanza scuola-lavoro alla Burimec di Lauzacco, specializzata nella costruzione di impianti per la pesatura e l'industria siderurgica. A condurla è il sostituto procuratore Lucia Terzariol, che ha ricevuto il fascicolo dal magistrato di turno al momento della tragedia, Elena Torresin. Questo pomeriggio è stato fatto il quadro delle indagini per omicidio colposo, che al momento vedono un solo indagato, il proprietario dell'azienda metalmeccanica, il 71enne Pietro Schneider, difeso dall'avvocato Stefano Buonocore. In particolare, gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi per capire se la mansione che stava effettuando Parelli era compatibile con il progetto di stage aziendale e il perché della caduta della trave in acciaio che era stata ultimata e doveva essere spedita. Per quanto riguarda l'autopsia sul corpo del ragazzo, l'esame sarà effettuato nei prossimi giorni, quando sarà definito l'esatto numero degli indagati. A quel punto le difese nomineranno i consulenti tecnici per avere contezza degli accertamenti ai quali verranno invitate a partecipare. Faremo presto un tavolo sulla sicurezza sul posto di lavoro con i sindacati, le scuole, le imprese, perché soprattutto sul tema della formazione è necessario impegnarsi a fondo tutti insieme. A dirlo è stato il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, riguardo alla tragica morte di Lorenzo Parelli. Non si può abbassare la guardia, ha concluso Marchesiello, anche se devo dire che le aziende di quest'area del paese sono molto attente al tema della sicurezza.
Da madre non posso pensare che mio figlio 18enne esca al mattino per andare in fabbrica e non torni più a casa. Sono le parole di Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di Confindustria Udine. Quella di Lorenzo è una tragedia gravissima, aggiunge, ma non deve mettere in discussione la legge che ha reso obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro. Sinceramente oggi c'è poco da parlare da industriali, oggi bisogna parlare da genitori e io parlo quindi da mamma. Non posso pensare che mio figlio a 18 anni parte per andare a lavorare e non torna a casa la sera. Questa è una cosa alla quale proprio non si può pensare. Nonostante il nostro Stato si stia mettendo miliardi di euro per la sicurezza, il numero di morti sul lavoro continua ad aumentare. Detto questo, non lasciamo accadere che una gravissima tragedia come questa venga utilizzata come capro espiatorio per mettere in discussione la legge che ha reso obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro in tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria. I benefici sono indiscutibili perché da un lato permettono allo studente di fare una scelta molto più consapevole, dall'altra permettono che i fabbisogni del nostro mondo produttivo possano essere conosciuti dal mondo scolastico. Siamo molto vicini alla famiglia di Lorenzo, colpita da una tragedia della quale non si può parlare perché davvero non può dar pace, e anche per loro dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze in maniera sempre più profonda perché cose del genere non accadano più. Tutti noi quindi dobbiamo pretendere che vengano rimosse a monte le cause di nuove e ulteriori morti sul lavoro. E sulla tragedia avvenuta a Lauzacco si è espressa anche la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, che ha scritto una nota per comunicare cordoglio e vicinanza alla famiglia di Lorenzo Parelli, ai suoi amici e all'Istituto Bearzi. Un evento così tragico ha sconvolto e toccato da vicino tutta la comunità scolastica, scrivono i rappresentanti dell'Assemblea. Auspichiamo che si consideri questo episodio con il dovuto rispetto e la giusta importanza. Riteniamo inaccettabile, sottolineano gli studenti, che durante un percorso di formazione qualcuno di noi possa rimanere vittima di un incidente. E hanno preso il via oggi le votazioni per l'elezione del 13° Presidente della Repubblica. È stata una giornata interlocutoria all'insegna delle schede bianche, in attesa che i leader politici nazionali trovino un'intesa, con un ruolo anche dei big della politica del Friuli Venezia Giulia. Una trattativa complessa che, visti i protagonisti in campo, sta passando anche per il Friuli Venezia Giulia, seppur in terra romana. La partita per eleggere il 13° Presidente della Repubblica Italiana è complicata come ai tempi del Napolitano bis, perché il candidato principale, Mario Draghi, è oggi garanzia di stabilità nel governo e dunque l'impressione è che i leader politici siano soprattutto concentrati a capire chi potrebbe essere il nuovo premier. Il pallino della trattativa in questo momento è in mano a Matteo Salvini, leader della Lega ma soprattutto della coalizione di centrodestra, che non ha trovato una convergenza su Silvio Berlusconi, il quale ha ritirato la candidatura e dunque sta pensando a possibili soluzioni. Al fianco di Salvini è facile immaginare che ci sia anche Massimiliano Fedriga, suo fedelissimo. Da parte del Partito Democratico c'è una sorta di attesa con Enrico Letta, che si sta interfacciando con Deborah Serracchiani per proporre un'alternativa concreta, anche se non dispiacerebbe un ticket Sergio Mattarella fino alle elezioni del prossimo anno e poi Draghi. Il Movimento 5 Stelle si affida ormai al leader Giuseppe Conte, con al suo fianco Stefano Patuanelli, anche lui dal Friuli Venezia Giulia, e ormai il dialogo con i Dem è pressoché costante. Partita a parte Matteo Renzi, affiancato da Ettore Rosato. Proprio Renzi aveva scelto Mattarella, ma oggi è ben lontano dal 40% di preferenze con cui poteva distribuire le carte. La prima giornata sarà comunque contraddistinta dalla scheda bianca, tutto il resto al momento sono congetture. A Roma a rappresentare il Friuli Venezia Giulia c'è anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, che nel pomeriggio dall'esterno di Montecitorio ha raccontato al pubblico di Telefriuli la sua giornata nella capitale. Sentiamo. Buonasera ai telespettatori di Telefriuli.
Tra meno di un'ora sarò chiamato a votare a Montecitorio, alle mie spalle, il Presidente della Repubblica nella prima votazione. È stata una giornata abbastanza impegnativa. Stamattina, appena arrivato, sono andato a Montecitorio per avere l'accredito per poter entrare e votare il Presidente della Repubblica. La situazione è ancora molto indecisa, gran parte dei gruppi politici opteranno per votare scheda bianca in quanto ancora non si è trovata una condivisione verso una figura che rappresenti realmente l'unità del Paese e trovi la disponibilità da parte di tutti a votarlo. I lavori stanno comunque continuando, i rapporti ci sono tra le forze politiche, c'è un impegno di tutti per arrivare a questa figura che rappresenti l'unità del Paese e sia in qualche modo realmente l'immagine della nostra bellissima Italia. È sicuramente un momento importante, sono emozionato perché portare la voce del Friuli Venezia Giulia insieme al Presidente Federica e al Consigliere Bolsonello qui partecipare a questa votazione, a questo conclave laico come l'ho definito per la definizione del Presidente della Repubblica, oltre che responsabilizzarmi, mi inorgoglisce. La Lega ha deciso, Pietro Fontanini sarà il candidato a sindaco a Udine alle amministrative del 2023. Il primo cittadino accetta la sfida, lasciando da parte evidentemente la volontà di allargare gli orizzonti su Trieste e su Roma, come aveva lasciato intendere solo poche settimane fa. La Lega conferma il sostegno quale candidato sindaco a Udine nelle prossime amministrative che si svolgeranno nel 2023 a Pietro Fontanini, che accetta la sfida. Il nostro movimento ha piena fiducia nel sindaco, afferma il coordinatore regionale del Carroccio, l'europarlamentare Marco Dreosto. E auspichiamo che Fontanini dia la disponibilità a candidarsi per riconfermare il mandato che gli è stato conferito 4 anni fa dagli elettori. Ritengo che tutto il centrodestra possa essere coeso nella scelta della candidatura, continua Dreosto, tanto più che l'attuale maggioranza alla guida del comune di Udine ha lavorato e sta lavorando bene per la città. Per l'europarlamentare chiunque si candidi a sindaco del capoluogo friulano deve impegnarsi a garantire un buon governo, come d'altra parte è stato fatto fino ad ora dalla coalizione di centrodestra. Riproporre Fontanini è una scelta logica per dare continuità ai programmi avviati. Prendo atto della fiducia del movimento, questo mi conforta per chiudere l'impegno per questo mandato e affrontare la prossima competizione elettorale. È il commento a botta calda di Pietro Fontanini, che così dichiara: in questo anno, prima delle prossime elezioni comunali, intendo procedere con i programmi e le tante iniziative in cantiere che vogliamo realizzare per il bene della città. Siamo ai dati sulla pandemia che nella nostra regione rispetto a ieri registrano una diminuzione dei contagi, sono 2.119 le positività riscontrate nelle ultime 24 ore, aumentano invece le vittime, oggi sono 9 tra i 71 e i 90 anni. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, i pazienti accolti in altri reparti 464, le persone in isolamento 61.638. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale sono state rilevate 48 positività, mentre nelle residenze per anziani si registra il contagio di un ospite e di 8 operatori. Questa mattina 11 milioni di italiani si sono svegliati in zona arancione, tra questi anche i cittadini del Friuli Venezia Giulia. È scattata la zona arancione da oggi in Friuli Venezia Giulia, così come in Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Le 4 regioni si aggiungono alla Valle d'Aosta, che già aveva cambiato colore. Così come era stato per il passaggio dal bianco al giallo, l'ingresso nella nuova fascia non comporterà particolari cambiamenti per le persone vaccinate o guarite dal Covid. Per quanti sono in possesso del Super Green Pass, infatti, non scattano ulteriori restrizioni nelle attività quotidiane e nei momenti di socializzazione. In zona arancione la certificazione verde rafforzata serve per accedere ai negozi dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi dove l'accesso è libero, per praticare sport di contatto all'aperto, per partecipare a corsi di formazione in presenza. Altre limitazioni riguardano gli spostamenti dal proprio comune di residenza verso altri comuni o fuori regione. Sono consentiti con Green Pass base, quindi semplicemente
a fronte di un tampone negativo. Chi non ha la certificazione verde può muoversi solo per ragioni di lavoro, di necessità e salute, portando con sé il modulo dell'autocertificazione. Insegnavano a scuola con un Green Pass falso fornito da un farmacista compiacente. Sono stati denunciati 3 insegnanti della provincia di Udine e con loro lo stesso farmacista. Ottenevano il Green Pass da un farmacista compiacente senza aver mai fatto un tampone, ma sono finiti nel mirino dei carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, che insieme ai militari dell'Arma del comando del capoluogo friulano avevano avviato un'indagine per la verifica delle regolarità nelle esecuzioni dei test anti-Covid. A finire nei guai per l'ipotesi di reato di falso in certificazioni e truffa aggravata ai danni dello Stato, in concorso tra loro un farmacista e 3 docenti che insegnano in alcune scuole di vari gradi della provincia di Udine. L'obiettivo era quello di ottenere il Green Pass per svolgere regolarmente l'attività di insegnamento. Questa mattina all'alba sono state eseguite le perquisizioni nella farmacia e nelle abitazioni dei docenti, sia in provincia di Udine che in provincia di Padova. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e ha preso avvio lo scorso novembre. Sì, ce l'avevo sul telefono. 2 persone sono rimaste ferite seriamente intorno alla mezzanotte di ieri per lo scoppio di una bombola che si è verificato in una roulotte in via Galvani, Areana del Roiale. Le 2 persone con ogni probabilità stavano maneggiando la bombola per eseguire alcuni lavori quando si è verificata una fuga di gas o comunque si è verificato un problema tecnico. Le 2 persone, come detto, sono rimaste ferite. La roulotte è andata distrutta. A Sesto al Reghene è stato individuato un focolaio di influenza aviaria in un allevamento di fagiani. Come disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, sono stati abbattuti circa 500 volatili in via preventiva. Il sindaco Marcello Del Zotto ha firmato un'ordinanza con ulteriori disposizioni per contenere il focolaio che tuttavia sarebbe a bassa contagiosità, una situazione da monitorare ma che al momento non crea allarme. Un padre di 54 anni è stato condannato dal Tribunale di Udine per abbandono di minore. Aveva lasciato a casa da sola la figlia undicenne per andare al bar. Lasciare un minore da solo a casa, anche se grandicello, può costare caro. Lo sa bene un papà dell'Alto Friuli di 54 anni, che si è visto condannare dal giudice Roberto Peccile del Tribunale di Udine per abbandono di minore a 4 mesi e 15 giorni di reclusione, trasformati in 9 mesi di libertà controllata. Il fatto è accaduto nelle vacanze natalizie a cavallo tra il 2019 e il 2020, quando l'uomo, a cui era affidata per 15 giorni la figlia undicenne, si assentò in 2 occasioni. Il padre lasciò la piccola completamente sola a casa per 3 ore nel tardo pomeriggio per andare al bar, dal quale tornò Brillo entrambe le volte. Il giudice ha disposto anche un risarcimento danni a favore della figlia di 1.500 euro. La morte di Liliana Resinovic potrebbe risalire al giorno in cui la donna è scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre. A quanto si apprende, le condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere il 5 gennaio sarebbero compatibili con una morte avvenuta diversi giorni prima. A quanto si apprende, alla vigilia dei funerali della donna proseguono le indagini in attesa degli esiti degli esami tossicologici. Prima udienza questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Udine per l'omicidio a Concordia Sagittaria di Victoria Osagie, la cittadina nigeriana di 34 anni, della cui morte è imputato il marito, il 43enne Moses Severe Osagie, suo connazionale. Il delitto risale al 16 gennaio del 2021. La donna fu uccisa con diverse coltellate davanti ai figli, allora di 10, 7 e 2 anni. Oggi si è conclusa la fase di ammissione prove e testimoni. La prossima udienza è prevista per metà febbraio. Avevano messo a segno 7 colpi nei Media Award di tutto il nord-est, 3 dei quali a Tavagnacco, condannati 2 stranieri dal Tribunale di Udine.
Avevano preso di mira i negozi della catena Media World di tutto il nord-est, in particolare il punto vendita di Tavagnacco, mettendo le mani su oltre 26.000 euro di prodotti tutti della Apple. Per questi furti, 7 colpi compiuti in poco più di un mese, il giudice Paolo Lauteri del Tribunale di Udine ha condannato 2 stranieri. Si tratta di un rumeno di 40 anni, residente a Cervia, in provincia di Ravenna, e di un moldavo di 21 anni, residente a Campolongo Maggiore, nel Veneziano. Al primo sono stati inflitti, con il rito abbreviato, 3 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il secondo ha patteggiato 2 anni e 2 mesi con la sospensione condizionale perché al momento dei furti aveva meno di 21 anni. Su 7 colpi 3 erano stati messi a segno a Tavagnacco, gli altri a Brescia, Rovigo, San Biagio di Callalta e Casalecchio sul Reno. In tutti i casi erano riusciti a eludere i sistemi antitaccheggio. Per la condanna maggiore, il difensore dei 2 stranieri, l'avvocato Roberto Luceri di Rimini, ha annunciato ricorso in appello. Prove di dialogo tra Sparcasse e Civibank dopo l'OPA lanciata dall'Istituto di Credito di Bolzano sulla banca friulana. Il servizio. Primo incontro formale tra i vertici di Sparcasse e Civibank dopo l'OPA totalitaria lanciata a inizio dicembre dalla Banca Altoatesina sull'Istituto Friulano. Ora le 2 realtà finanziarie hanno iniziato a dialogare, come comunicato da una nota congiunta diramata nel pomeriggio di oggi, nel quale è stato reso noto che il presidente di Sparcasse, Gerhard Brandstetter, e l'amministratore delegato Nicola Calabrò sono intervenuti all'odierna riunione del Consiglio di amministrazione di Civibank. L'incontro ha reso possibile l'avvio di un confronto sui contenuti dell'operazione annunciata da Sparcasse il 9 dicembre scorso. Di più, per il momento le 2 banche non intendono far trapelare, ma l'incontro testimonia come ci sia la volontà di ragionare sugli sviluppi della vicenda e potrebbero susseguirsi altri appuntamenti. Proprio presidente e amministratore delegato di Sparcasse, in una recente intervista a Telefriuli, avevano spiegato la loro strategia, garantendo autonomia all'Istituto Friulano. Solo qualche giorno fa, inoltre, era arrivato il via libera dall'antitrust all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Cassa di Risparmio di Bolzano. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato di non avviare l'istruttoria in relazione all'acquisizione del controllo esclusivo di Civibank da parte di Sparcasse, permettendo così lo sviluppo dell'operazione. Sparcasse, che già detiene il 17% di Civibank a inizio dicembre scorso, aveva lanciato l'OPA totalitaria a un prezzo di 6,5 euro ad azione. Sull'operazione dovranno esprimersi anche Banca d'Italia, BCE e Consob. Con l'approvazione da parte della Giunta regionale del programma delle attività da svolgere e della cessione di alcune aree, si avvia alla chiusura l'iter della fase liquidatoria del consorzio industriale Aussacorno, sottoposto dalla fine del 2015 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, che ha commentato: siamo alle battute finali di una lunga e complessa vicenda che questa Giunta si è impegnata a chiudere celermente per restituire una delle più importanti aree produttive regionali alla piena operatività. Con queste ultime decisioni il patrimonio disponibile residuale della ZIAC potrà confluire tra le aree in disponibilità del Consorzio di Sviluppo Economico per l'area del Friuli, conclude Bini. Per la giornata della memoria, la Prefettura di Udine, insieme al Comune, al Liceo Stellini e alla Consulta degli Studenti, ha organizzato un momento di riflessione nella Sala Convegni delle Grazie. Protagonista sarà Paola Del Din, medaglia d'oro della Resistenza, che dialogherà con il professor Andrea Zannini e con gli studenti. La necessità di tramandare la memoria di quanto vissuto a chi possa ricordare e far ricordare nel futuro. E questo è il motivo che ha spinto la Prefettura, insieme al Comune di Udine, la Consulta degli Studenti e il Liceo Classico Jacopo Stellini, ad organizzare un grande evento per la giornata della memoria del 27 gennaio, in ricordo delle vittime delle deportazioni nazifasciste dei campi di sterminio. Una tragedia che ha colpito duramente la città di Udine, che nei campi di concentramento perse alcuni suoi cittadini illustri, tra cui Elio Morpurgo, parlamentare italiano e sindaco della città. Al centro della mattinata il dialogo tra Paola Del Din, medaglia d'oro della Resistenza, con gli studenti, insieme al professor Andrea Zannini dell'Università di Udine. Ci sarà la testimonianza storica del professor Zannini, che farà inquadramento, e sicuramente anche lui sarà sollecitato e stimolato da alcune domande, perché i ragazzi devono capire e sapere perché si è arrivati a quel punto di rottura, e in particolare con la testimonianza diretta di chi ha vissuto praticamente un secolo di vita, e un secolo molto importante per la nostra storia, la professoressa Paola Del Din, che tra l'altro è stata alunna dell'Istituto dello Stellini, che ci accoglie in parte. Quindi per noi è un momento doppio. Ovviamente abbiamo dovuto ragionare con una limitazione di presenze, ma presenze che dovrebbero essere stimolate e stimolanti per chi poi farà da relatore.
Look Up, il progetto Interreg Italia-Austria per riscoprire il patrimonio artistico e religioso transfrontaliero, conferma il ruolo del Friuli quale crocevia nella storia del paesaggio della prima cristianità europea. Il servizio. Ha consentito di scoprire il Friuli attraverso la mappa creata dai percorsi che da secoli collegano i luoghi simbolo della spiritualità, il progetto Interreg Italia-Austria 2014-2020 Look Up, la riscoperta del patrimonio artistico e religioso transfrontaliero in montagna che ha visto in prima linea il comune di Udine. Ci sono tanti cammini per Roma e Gerusalemme, ma questa è una delle vie più antiche d'Europa, come testimoniano le tracce della prima cristianità europea, rinvenute sul percorso che, passando per Aquileia, il capoluogo friulano, si spinge in Austria fino alla Repubblica Ceca. Il tracciato è quanto si incontra seguendolo a piedi e raccolto in una guida presentata in Sala Iace a Udine. Documenta sotto il profilo storico, artistico e anche di promozione turistica l'ampiezza e la profondità dei legami che uniscono questi nostri territori. Quindi si parte da Aquileia, si attraversa la città di Udine e poi si sale lungo la Carnia, si valica Monte Croce Carnico appunto e si scende nella valle del Gail. Insegna all'Istituto di Istruzione Statale Superiore Enrico Mattei di Latisana, la più giovane docente assunta in Italia attraverso la MAD, la domanda di messa a disposizione rapida. Si chiama Adele Federico, ha soli 18 anni ed è di Scafati, un comune in provincia di Salerno. La baby prof, classe 2003, si è diplomata lo scorso giugno con il massimo dei voti ed è attualmente iscritta all'Università Federico II di Portici alla facoltà di Tecnologie alimentari. Tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva. Il Comitato regionale ha deciso le date della ripartenza del calcio dilettanti, recuperi da domenica 30 gennaio, poi il 6 febbraio riparte l'eccellenza, il 20 tutti gli altri campionati. Se ne parla tra poco a Sport FVG e poi dalle 19:45 con Gol FVG. E poi sempre nel notiziario sportivo le ultimissime che riguardano le Olimpiadi invernali di Pechino che sono in programma dal 4 febbraio. Sono 9 gli atleti della nostra regione che parteciperanno alle Olimpiadi. Scopriremo i nomi all'interno del notiziario tra pochissimo. E poi a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.